I carabinieri di Castelfranco Veneto, dopo aver visionato tutte le immagini di videosorveglianza ed aver sentito numerose testimonianze, sono riusciti a individuare i due presunti autori della brutale aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 8 gennaio in piazza Giorgione. Gli autori della violenza sono due cittadini rumeni di 22 e 20 anni. Gli uomini dell'arma li hanno trovati in un appartamento di connazionali non lontano dal centro. Sono stati identificati all'interno dell'abitazione dove erano ospiti, quindi sono state acquisite le fotografie che poi mostrate alla vittima che aveva riportato le lesioni e ai suoi amici sono stati riconosciuti come i responsabili dell'aggressione. I due ubriachi avevano aggredito per futili motivi due coppie di amici, sputi, calci e pugni. Ad avere la peggio il 18enne di Galliera Veneta con due denti rotti e il naso fratturato. Gli aggressori, senza fissa dimora, sono già conosciuti dalle forze dell'ordine. Si tratta di due soggetti già conosciuti alla giustizia, senza fissa dimora, non avevano residenza qua a Castelfranco, non risultano svolgere attività lavorativa e uno dei due aveva precedenti per reati contro il patrimonio, quindi in materia di ricettazione e furto, mentre il complice aveva già avuto una denuncia in passato per reati contro la persona e lesioni personali. Ora sarà compito dell'autorità giudiziaria valutare la posizione dei due indagati, entrambi denunciati a piede libero per lesioni personali in concorso.